Eccoci di nuovo in studio, proseguiamo con speciale lezione. Abbiamo qui con noi Sergio Broggio, portavoce del Partito Comunista dei Lavoratori. Buongiorno e benvenuto. Voi Buongiorno. Vi presentate da soli per andare dove? Noi ci presentiamo da soli, primo perché siamo l'unica forza anticapitalista presente nella scheda elettorale e le elezioni sono uno dei momenti attraverso i quali noi pensiamo di poter dire quello che noi pensiamo, visto che per la forza che abbiamo forse siamo abbastanza oscurati dai mezzi di comunicazione. Noi pensiamo appunto che di essere una forza anticapitalista e per questo di avere una soluzione rispetto alla crisi economica e sociale che attraversa il mondo occidentale e l'Italia in modo particolare. Cosa significa una forza anticapitalista? Siete i comunisti, quelli di primo acchito, di tradizione? Noi siamo e ci rifacciamo alla quarta internazionale socialista e pensiamo, come si dice da molto tempo dalle nostre parti, che ci sarà o socialismo o barbarie. Noi pensiamo che bisognerebbe rivalutare l'analisi e la filosofia di Carlo Marx, il quale sosteneva sin dall'inizio, dalle sue analisi, quindi dall'inizio del capitalismo, che questa organizzazione umana ha dei limiti considerevoli. Intanto mette uomo contro uomo, nazione contro nazione, azienda contro azienda, quindi c'è la famosa parolina competitività. Dove ha portato questa parolina? Siamo qui oggi a rappresentarla. Ma il marxismo non è diventato anacronistico e poi il pensiero di Carlo Marx qualcuno l'ha interpretato malamente e anziché esserci un socialismo sono nate delle dittature. Cioè, ecco, come spiegare questi concetti che oggi voi professate riferendovi a qualcosa che sembra ormai superato, archiviato? Diciamo che sembra superato, ma è di una attualità stringente, secondo noi. Quando questo sistema, e lo diceva Papa Wojtyla quando crollò il muro di Berlino e crollò quel comunismo dei paesi dell'est, che a nostro modo di vedere non era comunismo, lì Stalin fece un'operazione di riportare, chiamiamola borghesia degli zar, al potere di nuovo, tant'è che il personaggio a cui noi ci rifacciamo è Trotsky, che fu assassinato dai sicari di Stalin in Messico, dove Trotsky era esule, perché ovviamente non condivideva il tipo di comunismo dittatoriale che Stalin stava riportando al potere, e stava riportando al potere la borghesia sotto mentite spoglie, chiamandolo Partito Comunista, come oggi in Cina. Quindi potere al proletariato? Noi siamo, diversamente di come dice Ingloia, rivoluzione civile, noi siamo per la rivoluzione popolare, e cioè che sia il popolo, che è il 90%, che è governato dal 10%, che sono... Eletto dal popolo però. Sì, eletto dal popolo, ma questa è la borghesia, è la democrazia borghese, che Gramsci, che è morto in carcere, come lei ben sa e come sapranno gli ascoltatori, e lui sosteneva che quando si va a votare con questo tipo di democrazia si elegge il consiglio di amministrazione della borghesia. Noi siamo appunto perché al governo dei ricchi, dei Marchionne, dei Montezemolo, di De Benedetti, dei Carraro per stare a Padova, sia sostituito dal governo del popolo, una democrazia popolare, non democrazia borghese. Questa è la nostra idea. Quali sono i fondanti di questa democrazia popolare? Intanto ci battiamo contro le ingiustizie di questa società, e cioè, primo, viene il lavoro. Oggi il lavoro è il cruccio di tante e tantissime famiglie che hanno dei giovani, che non trovano lavoro. Questo non è solo un problema del Partito Comunista. Spererei proprio che non fosse solo nostro il problema. Ma appunto le soluzioni che voi, perché io leggo qui i punti, lavoro, salario, pensioni, salario sociale, ricerca scientifica, sanità pubblica, assistenza sociale, punti condivisibili da tutti, quali sono le formule per garantire tutto questo? E anche un'altra domanda, forse in passato per garantire tutto questo in uno stato troppo assistenziale si è fatto uno scialo di soldi che oggi non è più possibile per gestire l'Italia? Ma diciamo, io mi rifaccio, guardi, non tanto a quello che dice il marxismo o il comunismo o il socialismo, mi rifaccio a quello che dice Don Ciotti, che è un prete, il quale sostiene che, per esempio, i cattolici cristiani dovrebbero fare solidarietà, o molte forze politiche, compreso il PD, parla di solidarietà.
noi siamo per i diritti. C'è un diritto? Il diritto al lavoro, il diritto alla giustizia, il diritto allo studio, il diritto alla casa, il diritto. Ovviamente bisogna produrre ricchezza. Oggi il capitalismo ha prodotto che cosa? Una crisi che parte dal 2007 con il fallimento della Lehman Brothers, poi le altre le abbiamo salvate. Però dentro questo salvataggio chi è rimasto a governare quelle aziende fallite? Quelle aziende che non sono fallite perché è intervenuto lo Stato, tipo Montepaschi di Siena, dove lo Stato trova subito 3,9 miliardi di euro per salvare la banca, dove sono sparite pare 23 miliardi di euro. Allora, questo è il capitalismo? Questo è il capitalismo, perché io vinco su di te se faccio il furbo. Come si produce invece ricchezza onestamente che in qualche modo permette la garanzia di tutti questi diritti che allora lei guardi, ha noi non siamo, l'uomo di per sé è, diciamo, è portato anche verso il male. Beh, allora, opera anche a fini di lucro. Opera soprattutto a fini di lucro. Per natura umana. E molto spesso le grandi ricchezze si basano su un furto iniziale. Io potrei portare qualche esempio, ma non vorrei prendere delle querele. Parliamo dei punti del vostro Sì, il nostro programma è questo. Posso fare una brevissima analisi? La crisi oggi non è finanziaria, la crisi è dell'economia reale. E la crisi dell'economia reale è dovuta al fatto che il sistema finanziario, cioè l'intreccio tra economia reale e finanziaria, ha prodotto questa situazione. Lei ricorda la pubblicità dove le banche finanziavano il mutuo casa dando anche sopra il valore della casa una porta? Ecco, da lì parte tutto. L'economia reale è stata per anni drogata. Ad un certo punto oggi noi abbiamo tante case, tante auto, tante scatolette che non sappiamo più dove metterle. Però questa è la crisi a pagarle. reale. Questa è la crisi. Allora, ma chi l'ha detto che noi dovremmo pagare il debito pubblico, per esempio? Perché il lavoratore che ha pagato sempre le tasse e i pensionati dovrebbero loro, come stanno facendo, pagare il debito pubblico? Come si può fare? Intanto bisognerebbe mettere una patrimoniale sui grandi patrimoni a partire dagli 800.000 euro, come dice la CGIL, per esempio. Patrimoniale di che percentuale? Ma no, cominciamo con poco per non spaventare la borghesia, perché non faccia come ai tempi, no, che individua Mussolini, lo mette al potere per battere i comunisti e i socialisti di quel tempo. Ecco, non vorremmo che prima o poi si arrivasse lì. E perché le crisi strutturali del sistema capitalistico in passato sono state risolte con la guerra mondiale. Ecco, vediamo che non mi pare questo, una rivoluzione pacifica no, voglio dire che la guerra non è che la facciamo noi, la mettono in piedi i grossi capitalisti, ci fanno fare la guerra a noi poveri, ci combattiamo, ci distruggiamo, ci ammazziamo e poi, dopo aver distrutto, riparte il ciclo economico. Io penso che l'uomo, se ha un'intelligenza ed è raziocinante, dovrebbe trovare delle soluzioni, lo stesso, perché io ho una nipotina che ha 3 anni e 2 mesi. Mi dispiacerebbe che morisse perché qualcuno vuole la guerra per distruggere cose per poi far ripartire il ciclo. Questo noi siamo, ovviamente per questo siamo alternativi. Noi pensiamo che l'uomo possa trovare una soluzione senza la guerra. E come nessuno propina la guerra come soluzione della crisi. Ma c'è certo, qualcuno un qualche folle che si è armato purtroppo, forse è questo che c'è da stare attenti anche a non fomentare reazioni, perché in un momento di tensione sociale possono emergere insomma delle questioni rischiose. Le tensioni sociali ci sono già, basta guardare la Grecia, basta guardare anche gli stessi Stati Uniti. Ecco, ma una rivoluzione pacifica nel nostro paese per risolvere i problemi che ci sono? Noi parliamo di rivoluzione popolare e di rivoluzione culturale. Quindi questa è la nostra idea, convincere le persone che si può che il capitalismo è una costruzione umana e come tale può essere superata. C'è un bel libro di Giorgio Ruffolo, un economista socialista, che
sostiene il titolo del Ma libro. oltre alla patrimoniale, no? Per cambiare la società da capitalista e nella società che voi avete individuato come società che permette la garanzia dei diritti, ovviamente produce ricchezza, oltre alla patrimoniale quali altri interventi si possono fare a breve per invertire questa rotta? Noi pensiamo che bisogna andare intanto a prendere i soldi dove ci sono e ci sono. Facciamo guerra ai paradisi fiscali, una guerra culturale. Okay. E il Vaticano è uno dei primi paradisi fiscali di questo mondo, di questa terra. E poi ce ne sono. L'Italia è attorniata di paradisi fiscali. Perché nessun partito politico, a partire da Bersani, parla di guerra culturale ai paradisi fiscali? Perché loro probabilmente i loro soldi del finanziamento pubblico dei partiti li portano lì. E quindi... Altre iniziative? Altre iniziative, diciamo, anche la riduzione di orario a parità di salario. Riduzione di orario, perché le faccio un esempio, ero in piazza in questi giorni, mi si è avvicinata una ragazza che aveva avuto, donna ormai, 35 anni, facevo la badante, eravamo in due, italiana, 300 euro al mese, da 4 mesi non ho più i 300 euro, cosa devo fare? Si rivolge a me, io guarda non posso fare niente per te, ho fatto il sindacalista, ti posso indicare dove andare, vai dal sindaco del tuo comune, digli io vivo questa situazione, ho il diritto al lavoro e... Ma se il lavoro non c'è? Il lavoro lo si divide il lavoro, perché non è possibile uscire da questa crisi facendo ancora case, facendo ancora capannoni, facendo ancora frigoriferi, eccetera, eccetera. C'è un certo Joseph Rifkin, che è un economista americano che ha fatto un libro prima sulla fine del lavoro. 30 secondi perché abbiamo già sforato. Ecco, allora noi diciamo che le case potrebbero essere riconvertite o fatte perché diventino cellule energetiche, ma per fare questo bisogna che il grande capitale che controlla ancora il sistema del petrolio e il gas si decidano di finanziare quella cosa lì. Io ringrazio, non c'è più tempo, Sergio Broggio, portavoce del Partito Comunista dei Lavoratori. Subito dopo un altro ospite e un'altra lista. Grazie. A te.